Scarpariello, belli miei, saluti a voi. Lo Scarpariello, oggi mi diverto in cucina per E tu, come cucina. Scarpariello, ricetta storica, la ricetta nata ai quartieri spagnoli, ma per quanti non conoscono lo Scarpariello, storia, leggenda, quello che si racconta, vengo e mi spiego. Ricetta del libro preso da Come si mangia a Napoli di Raffaele Bracale con Amedeo Colella e il professor Colella, aglio a fettine, olio extravergine, poi pongo tutti gli ingredienti. Imbiondito all'aglio, vuole pomodorini ciliegini e via con i pomodorini. Acqua già sul fuoco, perché fondamentalmente lo Scarpariello è un pomodoro fresco, quindi munitevi di abbondante basilico, abbondante. Sono passati solo 12 minuti, da ricetta porta un quarto d'ora, quindi aspettiamo ancora qualche minuto. Andiamo ad aggiungere abbondante basilico, abbassiamo il fuoco, pecorino romano, pecorino, e girare lentamente fino a quando non si scioglie. Anche di formaggio bello abbondante. Scarpariello nato dai quartieri spagnoli, che pare che sia il quartiere dove c'erano tanti scarpari, visto un pranzo di pochi ingredienti, ok? Allora lo scarpare se lo poteva cuocere tranquillamente nel retrobottega con una pentolina e andava a mettere pomodorini, basilico, formaggio, e quindi era un pasto veloce. Altro vuole che è abbondante di formaggio, perché i scarpari venivano pagati proprio col formaggio. Da chi non poteva pagare economicamente con i soldi, pagava fondamentalmente con quello che era il formaggio, l'olio, e infatti troviamo sia abbondante d'olio che abbondante formaggio. Voi quale conoscevate di storia? Finiamo la ricetta. Fettuccine, se riuscite a farle voi meglio, altrimenti ho preso quelle già fatte e andiamo in cottura. Diciamo non bisogna cuocerla tanto, perché poi passaggio in padella insieme al sugo, quindi bello al dente. Che odore, e che odore! Buono, veramente buono. E tu come cucini? Fammi sapere. Un bacione.